Oh, Buongiorno. signor Maggi, Ciao Renzo. siamo ritornati nella nostra... Nel capoluogo. Se dice, si va di moda a dire location, ma non va bene. Noi Sì, che poi usiamo l'italiano. No, e poi diceva che non è neanche giusto, neanche in inglese location. È ora Noi un ci doppio aggiungiamo, errore. vabbè, doppio errore. Però Allora, diciamo che nella nostra... questa è una piazza commerciale a cui noi siamo affezionati. siamo affezionati e naturalmente ci ospitano ogni volta e ci fa E sono piacere, anche li così ringraziamo. gentili. Vorrei che voi nottiate il microfono nuovo all'ultimo grido che ha il professor Maggi, che ha messo anche a me, perché si senta meglio. Perché ultimamente abbiamo fatto skate con lo sprizzetto. Sì, metti in giro anche a questa. No, ammettiamo, cioè, sottolineiamo che lo sprizzetto è proprio no profit. Lo sprizzetto è totalmente no No profit, profit. però è di molto fantasioso. Sì. Ed è un'invenzione che bisogna dare il copyright a chi ne è l'inventore, il realizzatore. È un'invenzione del professor Maggi. Grazie, Il Renzo. professor Maggi, no, dico solo la Sì, verità. sì, in questo grazie, caso. anche mi fa piacere quando mi celebri. Il professor Maggi ha inventato lo sprizzetto. Fra un mesetto ci va a Fra un votare a mesetto. Portoviro. Sì, sì, E quindi? sì. E quindi so che ci sono da 3 a 4 candidati. A meno Diciamo che- che oggi A meno che in dirittura d'arrivo ci sia qualche... sì, ecco, Perché volevamo dirvi che mentre stiamo registrando questa puntata Sono 4. i candidati sono annunciati 4, poi possono diventare 3, non 5. Comunque è una bella competition. Però sono bravi a trovare, se ogni candidato deve trovare dai 12 ai 16 persone. Sì, Quindi vuol dire che... scusi, anche Portoviro è una delle città del suo basso Polese, del nostro basso Polese, ma in particolare del suo, particolarmente vivace. Però trovare 60 persone che si mettono in gioco non è facile. Guardi che lei mi ha sempre decantato la vivacità di Portoviro, sa. Sì, è vero, è vero. Lei mi ha sempre decantato la vivacità anche imprenditoriale, anche l'aggressività di Portoviro. Anche la spregiudicatezza, che è un'altra caratteristica, un altro aggettivo. Condivido. Anche la spregiudicatezza. Sia politica che economica. E diciamo che Sono forti. sono forti, sì. Forse gli altri comuni attorno dovrebbero un po' acquisire un Questo po' sì. di dinamismo. Però ritornando alle votazioni, praticamente adesso bastano 2000 voti, 2000-2500 voti per vincere, quindi è tutta un'incognita adesso. Posso dirle una cosa, io che in vita mia non ho mai fatto elezioni amministrative, non sono mai stato candidato, non so cosa voglia dire. Ovviamente non è vero. Io direi, annuisco anche. Stavo scherzando, non è vero. Volevo dirle, guardi che però, al di là dei numeri, non è mica facile. Ogni volta è una grande sfida. Purtroppo andiamo sempre più verso una riduzione della quantità di elettori che aderiscono a queste cose. Però non è facile Però, fare. Devo dirti, sì. scusami, però che Portoviro però ha una tradizione di dinamicità, lo dicevamo prima, di vivacità politica, che con ogni probabilità darà vita a uno scontro, Sì, però interessante. la volta scorsa hanno votato in 7000, quindi quest'anno le previsioni saranno che voteranno molto meno, anche per le vicissitudini di questa andare alle urne molto prima del tempo dovuto. E quindi almeno dicono, lo dice in particolar modo il mio amico Doriano Mancin, che lui è proprio un filosofo del voto. Doriano Mancini è un grande, è molto attento, lui molto è un osservatore. matematico del voto. E quindi che voteranno dai 5.500-6.000. Sai cosa mancano? Manca un'altra elezione, o regionale o nazionale, che faccia da risucchio, che faccia da trascinamento. Questo sì. Quindi 6.000 persone che vanno a votare vuol dire che veramente da 2000-2005 può vincere. Però questa volta si vota per il sindaco. Dopo che il sindaco precedente è diventato assessore regionale, e quindi per chi si vuol divertire nel fare una campagna elettorale anche piena di nuovi contenuti, c'è spazio volendo? E vedremo. In ogni caso c'è veramente malessere da una parte per andare a votare, che la gente non è contenta di andare a votare, è un pochino rinfaccia alla Mantovani di aver deciso di andare in regione.
premettendo che io avrei fatto la stessa cosa. Posso dirti Sì. due cose. Allora, la Mantovan era sindaco, gli viene prospettata l'occasione di diventare assessore regionale. Se non avesse accettato questa opportunità, non solo si sarebbe pentita per tutta la vita, Sì, primo. ma sarebbe stato anche un grande danno per la sua comunità e per l'intera provincia, È vero. perché non è che assessori regionali a Ganè, No, tra l'altro abbiamo anche la fortuna in questo momento a di Ganè averne due. tanti, due, quindi so cosa vuol dire. E poi però è stata brava in un altro aspetto, ha scelto un candidato sì che fa politica da parecchio, ma fuori dallo schema classico, e tra l'altro è un ottimo ragazzo. È Gas Santani, Stiamo parlando di Permunian. di Permunian, sì. Sì, ma È Gas Santani, ma ne dimostra mica. ma tutte le quattro figure che si sono presentate È vero, sono, è vero, che, è vero. sono abbastanza al di sopra dei giochi, perché Mario Mantovà è la prima volta praticamente che si prospetta, Sì. che progetta di diventare sindaco. L'Armida è un'altra incognita. Ecco, qua forse potrebbe essere l'outsider che rappresenta quello che L'elemento di rappresenta stimolo. i 5 Stelle quando si è votato. L'elemento di stimolo. Però allora facciamo un appello ai candidati. Candidati, non scontratevi, ma candidati. Fate una campagna elettorale briosa, brillante, piena di effervescenza. Per me sarà una campagna elettorale dei lunghi coltelli. Dei lunghi Sì, coltelli, per mamma me mia. si attaccheranno molto. Si attaccheranno fra di Tra loro. di loro. E verranno fuori vecchie ruggini da una parte, e poi qualche candidato non ha proprio il dono della diplomazia. E quindi ma lo scopriremo, come Lo diciamo scopriremo, sempre. come dici tu, solo vivendo. Solo vivendo. Vabbè, mica migliore. Elettori, vinca il migliore. Cittadini, un caro saluto al professor Maggi.